Bin ich dankbar für das Zeichen, dass wir in Europa gemeinsam weitergekommen sind. Sono profondamente commosso dal fatto che io, oggi, possa essere qui, davanti a tutti voi, un tedesco, presidente di un Parlamento multinazionale, per festeggiare il 70° anniversario della liberazione dell'Italia. Quanta strada abbiamo fatto assieme in Europa, tutti noi. Non c'è nulla di scontato nel fatto che un tedesco possa essere qui con voi oggi, accettato come uno di voi, che festeggia come uno di voi. Qualche anno fa ha ricevuto da Carlo Smuraglia, presidente dell'ANPI nazionale, e da Elio Frick Odino, presidente dell'ANPI Belgio, la tessera dell'ANPI. Elio mi raccontò la sua incredibile storia, la lotta partigiana, la sua sopravvivenza all'esecuzione, il concentramento a Mauthausen, la sua passione per la bicicletta e il suo impegno per l'Europa. Che onore per me ricevere la tessera dell'ANPI. Elio è morto l'anno scorso e come lui tanti altri resistenti ci hanno lasciato, ma noi dobbiamo continuare e raccontare la loro storia, la nostra riflessione sulla resistenza, cari amici. Non deve essere in alcun modo un esercizio sterile. Io in particolare, dopo aver incontrato persone di così grande caratura morale, spesso mi ritrovo a pormi due domande. La prima è: come mi sarei comportato durante la resistenza? Avrei avuto il coraggio, la decisione, la lungimiranza di stare dalla parte giusta? Ogni partigiano ha dovuto affrontare quotidianamente dilemmi etici e morali. Ha dovuto prendere parte. Non c'è risposta chiara a questa domanda, ma ora più educarci a fuggire il rischio del relativismo, per pensare che le nostre posizioni, le nostre scelte sono solo il frutto del contesto in cui siamo cresciuti, della nostra educazione, del nostro concetto sociale, della nostra nazionalità. E la prima domanda mi porta quasi direttamente alla seconda. Come si comporterebbero i partigiani oggi? Penserebbero della nostra società, dei nostri paesi, della nostra Europa e della nostra democrazia. Ancora una volta non credo che ci sia una risposta unica di fronte a questo interrogativo. Non credo
ci sia una risposta unica, perché la resistenza è stata in primo luogo una scelta civica e individuale ancora prima di essere una scelta collettiva. Ma la mia esperienza mi insegna che chi crede nella resistenza condivide una serie di valori e di idee. In primo luogo, chi crede nella resistenza non dimentica, perché sa che la memoria non è semplicemente una forma di rispetto nei confronti di chi ci ha preceduto, la memoria è un anticorpo democratico. E credetemi, in Italia e in Europa abbiamo un disperato bisogno di memoria. Bravo! Guardiamo a coloro che oggi invocano di respingere tutti gli immigranti e che si dimenticano quanto l'Europa sia stata una terra di emigrazione. Esercitiamo la memoria, insegniamola ai nostri figli e ai nostri nipoti, nelle nostre scuole, nelle nostre case. Vivano in un continente migliore. Partecipare significa rischiare, sporcarsi le mani, non lasciare guidare, commettere errori, ma imparare da se stessi e dagli altri. La resistenza è cresciuta con la partecipazione. I partigiani hanno imparato dalle proprie imprese, si sono migliorati e hanno acquisito coscienza della propria forza. In terzo luogo, chi crede nella resistenza crede nell'Europa. Credere nell'Europa non significa condividere la stessa idea di Europa. Così come la resistenza non voleva dire avere la stessa visione di futuro. La resistenza seppe unire cristiano-democratici, comunisti, liberali, socialisti, sotto lo stesso obiettivo, la liberazione. Allo stesso modo essere europeisti oggi non significa essere soddisfatti dell'Europa di oggi. Anche io vorrei un'Europa più sociale, più solidale e più responsabile. Anche io vorrei che l'Europa non avesse bisogno di un ecatombo nel Mediterraneo. Prima di iniziare a assumere la propria responsabilità, ma essere insoddisfatti con l'Europa di oggi non significa rinnegare l'Europa. Essere europeisti oggi significa difendere i nostri valori, la nostra libertà di espressione, il nostro pluralismo, lo Stato di diritto, dire no a chi si semina odio contro ebrei, rom, musulmani, dire no a chi nega la libertà di espressione, difendere la dignità umana, la dignità del lavoro, dire no alla sicurezza e alla morte dei migranti nel Mediterraneo. Essere resistenti oggi significa affrontare a viso aperto semina odio e non assume le proprie responsabilità. Oggi, come allora, resistere significa affrontare gli chiesti moderni e ricordare. Lasciate che
concluda con le parole di Piero Calamandrei, che mi hanno profondamente colpito e che rimangono oggi come ieri sempre validi. Lo avrai, camerata Kesselring, il monumento che pretendi da noi italiani. La qualche pietra si costruirà, a deciderlo tocca a noi. Non coi sassi affumicati dei borghi inermi spaziati del tuo sterminio, non con la terra dei cimiteri, dove i nostri compagni giovinetti riposano in serenità, non con la neve inviolata delle montagne che per lui vermi di Schidarone, non con la primavera di queste valli che ti videro fuggire, ma soltanto col silenzio dei torturati, più lungo d'ogni macigno, soltanto con la roccia di questo patto, giurato a uomini liberi che volontari si adunavano per imitare e non per odio, decisi a riscattare la vergogna e il terrore del mondo. Su queste strade, se vorrai tornare, ai nostri posti ci ritroverai, morti e vivi, con lo stesso impegno, popolo serrato intorno al monumento che si chiama ora e sempre. Resistete. Oh bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire, e se io muoio da partigiano, oh bella ciao, 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 se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire su in montagna. Oh bella ciao, 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 seppellire in montagna sotto l'ombra di un letto, e tutti quelli che passeranno. Oh bella ciao, 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 tutti quelli che passeranno mi diranno che bel fiore, e questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, 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 questo è il cuore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il cuore del partigiano, morto per la libertà. Ora la Presidente dell'Istituto Alcide Cervi, Rossella Cantoni,
omaggio agli ospiti. Puoi dire? Sì, forse c'è. Ah, niente, schiacci